Quella che stiamo per raccontare non è una semplice notizia di cronaca, è una storia che ci parla di solitudine, di abbandono e di come a volte una comunità si accorge di una persona solo quando è irrimediabilmente troppo tardi. E c'è una frase, presa proprio dalle cronache di questa vicenda, che va dritta al punto. Queste mura scrostate non sono solo un dettaglio, ma un vero e proprio simbolo, il palcoscenico di un dramma che, fin troppo spesso, si consuma lontano dai nostri sguardi. Ok, allora andiamo con ordine. Partiamo dall'inizio, da un luogo e un momento precisi. Siamo a Siniscola, in Sardegna, in una mattinata di aprile che sembrava come tante altre. Lo scenario è quello dell'ex fabbrica Sardo Calce. Immaginatevelo, le fonti lo descrivono come uno scheletro di archeologia industriale, un'area dismessa lasciata a se stessa da anni, più volte segnalata per il suo stato di degrado. Insomma, un posto dimenticato. E vedete, tutto comincia nel modo più banale possibile. C'è una squadra di operai lì per una semplice bonifica. Devono ripulire l'esterno della fabbrica dalle erbacce. Un lavoro di routine, niente di strano. Ma a un certo punto qualcosa interrompe quella normalità. Un odore acre, quasi insopportabile, che arriva da dentro uno degli edifici. È così forte che gli operai sono costretti a fermarsi per capire da dove provenga. Ed è lì che la giornata prende una piega terribile. Appena varcata la soglia, gli operai si trovano davanti il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione. La tragedia si manifesta in tutta la sua crudezza. Chiaramente una scoperta del genere mette subito in moto la macchina investigativa. Vediamo un attimo come si sono mosse le autorità e quali sono state le prime conclusioni. L'intervento è massiccio. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato locale, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza tutta l'area e da Nuoro arrivano anche gli specialisti della scientifica per fare tutti i rilievi del caso. Si capisce subito che la situazione è molto seria. Allora, qual è la prima ipotesi degli inquirenti? L'idea è che si tratti di un decesso per cause naturali, ma attenzione, è solo una prima valutazione. Servirà l'esame medico-legale per avere delle certezze. Però, al di là delle indagini tecniche, la vera domanda, quella più profonda, è un'altra. Chi era l'uomo trovato in quel rudere? È qui che la storia smette di essere solo un caso di polizia e diventa un racconto umano. E piano piano un'identità comincia a prendere forma. Non quella scritta su un documento d'identità, ma quella impressa nella memoria della comunità, anche se appunto era una vita vissuta ai margini. Perché quest'uomo non era affatto uno sconosciuto. Anzi, le cronache dicono che era un senzatetto molto conosciuto in zona. Una di quelle figure familiari di cui magari non si conosce il nome, ma il cui volto è noto a tanti. Il suo palco, per così dire, era il parcheggio di un supermercato. Era lì che ogni giorno si metteva a suonare il suo violino. Non era un'esibizione, era il suo modo per raccogliere qualche moneta, quel poco che bastava per andare avanti. Ed è qui che emerge un contrasto fortissimo, quasi doloroso. Da una parte una presenza pubblica, quotidiana, visibile a tutti nella sua lotta per la sopravvivenza. Dall'altra una fine completamente invisibile, avvenuta in un silenzio e una solitudine assoluti. E il posto dove è stato trovato, non è un caso, anzi c'è un parallelismo terribile tra la sua vita e il suo ultimo rifugio. Pensiamoci un attimo, la fabbrica era più di un edificio vuoto, era il simbolo stesso dell'abbandono. Un posto fatiscente, pericolante, e proprio per questo era diventato un riparo per chi, come lui, non aveva nessun altro posto dove andare. Ecco, il punto è tutto qui. La simmetria è quasi perfetta e terribile. Una persona dimenticata che trova il suo ultimo riparo in un luogo dimenticato. Due forme di abbandono che si sono incontrate. Questa storia, però, non si ferma alla cronaca. Ci costringe a fare un passo indietro, a guardare il quadro più grande e a riflettere su un problema molto più vasto. La morte del violinista di Siniscola, in fondo, diventa un campanello d'allarme. Ci sbatte in faccia la realtà di chi vive ai margini, i cosiddetti invisibili. Persone che magari incrociamo ogni giorno, ma senza vederle davvero. E c'è un'altra frase dalle cronache che riassume tutto in modo agghiacciante. Una società che troppo spesso si accorge degli ultimi solo quando il silenzio diventa definitivo. È un pugno nello stomaco se ci pensiamo. È una riflessione amara sulla nostra disattenzione collettiva. E tutto questo ci lascia con una domanda scomoda. A quanto pare a Siniscola qualcuno aveva notato che non si vedeva più in giro,
ma nessuno poteva immaginare una fine del genere. E allora viene da chiedersi: quante altre storie silenziose ci sono là fuori, in questo momento? Quante persone stanno vivendo ai margini, sperando che qualcuno si accorga di loro, prima che il silenzio diventi definitivo?